Persona. Ah, grazie mille. Ecco. Non riparto che tanto la voce è squillante. E soprattutto è una persona che fa politica con me da tanti, tanti anni. Abbiamo condiviso numerose battaglie, numerose vittorie, numerose sconfitte e è sempre stato al mio fianco e io sono sempre stato al suo fianco. Oggi abbiamo anche il sindaco di San Piero Mussolino che farà, diciamo, le domande spinose, vedo anche dei giornalisti in sala, quindi il libro è un po' strano perché i due stendardi, dopo Gianluca ci dirai tu di cosa parla, però materiali di controstoria per una restaurazione dei programmi scolastici. Quindi penso sia molto, molto interessante, più che ascoltare il consigliere Formaggio, ascoltare di cosa parla il libro e soprattutto quali saranno le domande, perché la storia la scrivono sempre i vincitori, mai i vinti. Però c'è tanta faziosità, ci sono tante cose che magari non quadrano, no, pensiamo soltanto alle foibe. Pensiamo soltanto alle foibe. Per decenni non c'è stato detto niente sui libri di scuola riguardo delle foibe, non c'è stato detto niente di come era andata veramente la faccenda, ma perché? Perché la storia l'hanno scritta i vincitori. Adesso, dopo anni di persone che hanno ascoltato quella storia, ma non ci hanno creduto perché hanno ascoltato le testimonianze dei territori, non dico che sia stata riscritta la storia, però è stata vista da un altro punto di vista. Adesso potrei andare avanti tanto. Io mi sono assicurato, prima, conoscendo anche Gianluca, che qualcuno l'avesse letto e soprattutto controllato questo libro. Ringrazio il professore di storia di Ca' Foscari, Giorgio Ravegnani. Vi auguro un buon ascolto. Lascio la parola prima a Gianluca e poi all'amico Gabriele Tasso, sindaco di San Piero. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vado per ordine, voglio dire, istituzionali. Volevo ringraziare la Regione del Veneto per questa opportunità e poi, insomma, per l'aspetto istituzionale barra politico ringrazio Gio perché se siamo qui, insomma, tutti quanti, voglio dire, è anche grazie a lui. Infatti, la Regione Veneto è chiaro che è sottinteso al dottor Valente. E soprattutto volevo ringraziare e portare i saluti del professore di storia medievale di Ca' Foscari, adesso in pensione da un anno, però Giorgio Ravegnani, che mi ha aiutato a stendere il libro con tanto di prefazione. Proprio quest'oggi è a Roma, negli studi della RAI, a fare una registrazione con Paolo Mieli e quindi non poteva esserci una registrazione programmata da molto tempo e quindi vi porto i saluti per conto suo, ecco. E ringrazio anche Gabriele, sindaco di San Pietro Mussolino del Vicentino, nonché anche amico. È una cosa bella, insomma, fare politica assieme e essere anche amici, sia con Gabriele, sia con Gio e sia con tanti anche in questa sala, ecco. E i due stendardi Gio ha anticipato, insomma, che io avrei detto per quale motivo io abbia così denominato, però vorrei prima lasciare magari insomma, queste domande al sindaco Gabriele Tasso, che magari penso che sicuramente me le chieda, e poi insomma andare avanti, ecco. Io una cosa prima di lasciare la parola a Gabriele. Insegno da 6 anni, questo è il sesto anno che insegno, ho 31 anni, non è da tantissimo, però comunque frequento la scuola ancora adesso, sto prendendomi un'altra laurea in filosofia, quindi è da quando ho 6 anni che bazzico gli ambienti della scuola, ecco, sia dal punto di vista obbligatorio sia anche dal punto di vista accademico. E Gio prima ha toccato un punto molto, molto importante, ecco. La storia purtroppo è utilizzata dalla politica in generale, un po' in maniera ideologica e faziosa, ecco, soprattutto da una certa parte politica che ha tentato di oscurare certe pagine. Io ho cercato, anche un po' per competenze accademiche, di tralasciare il Novecento, proprio per non cadere in una dialettica, in uno scontro politico-ideologico, poi magari ci soffermeremo su cosa sia veramente l'ideologia, per andare insomma alla storia
della Chiesa e della cristianità. In una città come Venezia, quale luogo migliore, quale palcoscenico migliore questo? Quindi lascio la parola a Gabriele per le domande e grazie ancora a tutti. Grazie Gianluca, grazie al consigliere regionale Gio Formaggio, grazie a tutti e benvenuti. Innanzitutto Gianluca, vorrei prima di tutto ringraziarti perché noi siamo amici, siamo colleghi, siamo militanti. A me non piace usare la parola che siamo colleghi amministratori pubblici, perché io, e penso anche tu Gianluca, non mi ritengo un amministratore. L'amministratore è un gestore, è il commissario prefettizio che va sul posto, si occupa dell'ordinaria amministrazione e poi se ne torna a casa. Noi non amministriamo, noi facciamo politica, facciamo qualcosa in più, ovvero portiamo delle determinate visioni sociali in quelli che sono gli enti che amministriamo piuttosto che nella nostra società e cerchiamo di portarle a termine. Per questo non mi piace la parola amministratore, che sa tanto di gestore assettico e incolore. Noi siamo un qualcosa in più, o perlomeno ci proviamo, e per questo siamo qua. Prima di tutto Gianluca, il mio ringraziamento va a te perché non è da tutti impiegare tempo ed energie per mettere nero su bianco dei pensieri, delle riflessioni e metterle a disposizione di tutti. Ovvero se anche su tutte le figure che tu hai affrontato nel libro, che ho letto con grande curiosità, devo dire, se tu non avessi dedicato questo tempo e queste energie, magari noi che non ci occupiamo a livello anche professionale di storia, difficilmente avremmo approfondito. Pertanto il ringraziamento va a te che arricchisci noi e comunque tutta la collettività di questi tuoi lavori. E vorrei iniziare, non vogliamo ovviamente svelare tutto il libro, è giusto che venga acquistato e venga letto, ma vorrei cominciare proprio dal titolo, no? I due stendardi. La parola stendardo è una parola che è quasi letteralmente scomparsa dal lessico quotidiano, non dico dei giovani, neanche parlarne, ma lentamente anche un po' dalle generazioni più attempate, perché lo stendardo è qualcosa di ben chiaro, che definisce qualcosa. E allora la mia prima domanda vuole essere questa. Spiegaci bene, raccontaci Gianluca, perché i due stendardi? Perché sono due intanto? E perché parliamo di controstoria per una restaurazione dei programmi scolastici? Grazie Gabriele per questa domanda. Allora, c'è da fare una premessa, ecco. E innanzitutto questo titolo e sottotitolo l'ho concordato con la casa editrice Radio Spada, casa editrice che opera nel campo della cultura cattolica tradizionalista. I due stendardi, io nella mia esperienza religiosa cristiana ho fatto svariate volte gli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola. Più o meno sapete tutti chi è Sant'Ignazio di Loyola, era un basco proveniente appunto dalla Spagna, giovane soldato fiero che poi a seguito della sua conversione decise di fondare la Compagnia di Gesù, dando proprio un imprinting militare a questo suo nuovo ordine, fondando appunto la regola degli esercizi ignaziani. Un'esperienza molto bella che io ho fatto diverse volte, e tra le meditazioni con il sacerdote e quant'altro, una in particolare è quella che mi è sempre piaciuta ogni qualvolta io ho praticato questi esercizi, che si denomina proprio i due stendardi, ecco. Due stendardi perché Sant'Ignazio di Loyola vuole far meditare la persona, il cattolico, sul senso teologico della storia. Noi siamo abituati, per colpa delle ideologie, per colpa dell'epoca moderna, a dare una lettura della storia accidentale, ideologica, meccanicistica anche, un po' come è in voga anche in certe storiografie marxiste, no? La storia vista come processo economico e lotta economica tra le classi, voglio dire. Posso già sfatare questo mito, proprio come riportano certi programmi scolastici di storia, con i quali io ho confidenza. Pensiamo al periodo del feudalesimo e del vassallaggio, dove in maniera spontanea un'intera società organica e gerarchica cooperava in vista anche del bene comune fine ultimo. Quindi, in maniera
assolutamente libera, virtuosa, ecco. Quindi, insomma, vedere la storia come un processo di continua, eterna e immutabile lotta tra le varie classi sociali, possiamo dire che, usare un gergo insomma, che è tanto in voga nei giorni nostri, è una fake news vera e propria. E quindi i due stendardi con la casa editrice nascono proprio perché la storia in realtà è un enorme conflitto tra chi? Tra il bene e il male, non in maniera manichea, insomma, non con due contrapposizioni. Come si dice San Tommaso d'Aquino, come si dice la retta filosofia e la retta ragione, che ne parlo in un capitolo del libro, il male è, insomma, un'assenza di bene. L'uomo, essendo un animale razionale, dotato di ragione e quindi anche di un'anima intellettuale, è chiaro che dentro di sé, si chiama legge naturale, sa cos'è il bene e cos'è il male. È una legge sancita nei cuori di ogni uomo, ecco. Quindi nel momento in cui un uomo agisce con un'azione cattiva, è chiaro perché la sua ragione, insomma, è deficiente e quindi, insomma, opera non nel verso giusto e naturale delle cose, quindi per il bene. Questo possiamo applicarlo anche alla società intera, no? È quello che dicevo prima io all'inizio, cioè ovvero la mancanza, il male è proprio perché si manifesta per mancanza di bene. E Due Stendardi quindi racchiude quell'eterna lotta che è la lotta della Chiesa di Cristo, come dice anche San Giovanni Bosco. Esiste una sola vera guerra e battaglia all'interno della storia, a favore o contro la Chiesa di Cristo. E noi, al di là della crisi della Chiesa da 60 anni a questa parte, con il Concilio Vaticano II, noi sappiamo benissimo che Roma è sempre stata il centro del mondo e lo è ancora adesso, in un certo senso, no? E quindi, insomma, noi proveniamo da un anniversario che è quello della battaglia di Lepanto, che è il 7 ottobre, dove appunto noi veneti ci interessa in maniera particolare, a cui siamo molto legati. Voi pensate che se non ci fosse stato il Papa Pio V, che poi è diventato anche santo, non ci sarebbe stata Lepanto. Dietro ad ogni crociata, che la storia ricorda, e ne parlo anche nel libro, nel capitolo delle crociate, c'è sempre l'opera infaticabile dei papi per riconciliare gli stati e le patrie europee per andare contro il nemico comune. Ti interrompo proprio adesso, no? Scendendo proprio anche su quello che è il dibattito quotidiano dovuto ai recenti scontri estremamente anche feroci nella Terra Santa in Palestina, no? Abbiamo appena appunto menzionato le crociate e ciò che spesso capita, ma capita veramente quotidianamente, che una delle obiezioni che ci viene posta a noi europei, io anche qua non uso mai noi occidentali perché è un termine che ormai rischia derive che non mi piacciono molto. Parlo di Europa e di popoli europei. Noi spesso, popoli europei, siamo messi sotto processo con l'accusa ma anche voi partecipaste alle crociate. Queste crociate, andiamo subito a superare questa obiezione e a spegnere questa accusa continua che ci viene posta. Grazie della domanda, Gabriele. Io appunto tratto un capitolo inerente alle crociate con date, luoghi e personaggi, con particolare focus su Venezia. Io riporto semplicemente quello che dico ai miei studenti ogni qualvolta io affronto il tema delle crociate. Faccio vedere la cartina geografica fisica ai miei studenti e dico anno 1095, che convenzionalmente è indicato come la prima crociata, anche se in realtà le guerre tra cristiani e musulmani avvennero già prima, dove vide protagonista l'impero bizantino. Però convenzionalmente si è soliti usare il 1095 quando Urbano da Clermont bandisce la prima crociata e vede la spontanea, diciamo, lo spontaneo arruolamento di centinaia di migliaia di soldati crociati. Dico solo una cosa, 1095, faccio vedere la cartina ai miei studenti e dico guardate, in Spagna c'erano già i musulmani da 5 secoli, in Nord Africa c'erano circa da 6-7 secoli, no? Siamo nel 1095, dico come mai prima la Chiesa Cattolica non è andata a fare una crociata in quei luoghi che comunque geograficamente, dal punto di vista identitario, erano quelli più prossimi, no? All'Europa dei popoli, visto che tu hai citata prima, e poi ha voluto bandire la crociata in Terra Santa, che è geograficamente più lontana. Io cito anche importanti storici e storiografi nel mio libro
La tesi è semplice, insomma, semplicemente perché qualora, quando si è andata a toccare la Terra Santa, dove i pellegrini cristiani venivano trucidati, uccisi, nei luoghi dove è nato e ha predicato ed è morto Gesù Cristo, nell'epoca, nella mentalità dell'uomo medievale, è chiaro che si va a toccare un qualcosa di troppo intimo, no? E quindi in maniera spontanea, insomma, è stata organizzata questa crociata, che poi il termine crociata, o meglio la concezione crociata, non finisce con San Luigi IX, ma termina in epoca moderna. Pensiamo anche a Vienna, che avviene circa 100 anni dopo, perché i papi avevano sempre questo pallino della crociata e di difendere i luoghi della Terra Santa. Attenzione. E questo è un dato molto importante, un dato storico, Stiamo parlando di ideologia o quant'altro, poi sull'ideologia ne soffermo anche sul libro, ecco. Il sentire proprio anche l'aspetto antropologico, no, dell'uomo medievale, che da molti storici, penso Lecoff, che è uno dei più grandi medievalisti del secolo scorso, ma anche per stare in termini contemporanei, Giorgio Ravegnani stesso, Massimo Viglione. In maniera antropologica l'uomo medievale era visto come homus theologicus, cioè era inconcepibile il fatto che si potesse lasciare liberi gli arabi in quel momento a uccidere, depredare e ammazzare appunto i cristiani che si recavano in pellegrinaggio in Terra Santa, e quindi nasce spontaneamente questo moto, insomma, ecco. Poi nel libro ne spiego, ovviamente, insomma. Ecco, adesso non so quanto tempo abbiamo esattamente. 10 minuti. Ecco, un aspetto anche qua molto curioso è che giustamente tu dici che la storia è costruita nel tempo fra la lotta appunto tra i due stendardi, quindi il bene e il male, e la lotta chi è che la conduce? Viene condotta da delle persone, e infatti il tuo libro si focalizza su alcune persone, alcuni personaggi storici che sicuramente tutti abbiamo sentito nominare, sicuramente tutti a grandi linee, ma forse troppo a grandi linee conosciamo, che però magari non abbiamo mai visto sotto un punto di vista diverso. E uno di questi personaggi che è spesso anche preso ad esempio dalla società moderna è Lutero. E ci tengo molto appunto all'approfondimento su Lutero, perché anche tutto il mondo giovanile che si affaccia al mondo anglosassone come un mondo apparentemente più evoluto, meno, passami il termine, bigotto, perché noi cattolici siamo visti come retrogradi, mentre i protestanti si vantano di essere più moderni o modernisti come si ritengono loro. Anche la figura di Lutero va approfondita e valutata, e credo che sia giusto spendere qualche parola anche su Lutero. Allora, tralasciando il fatto che negli ultimi 60 anni, come noi sappiamo, dal Concilio Vaticano II c'è diciamo una sorta di cammino dialogante con tutte le altre professioni religiose. Si fa un errore a volte anche, come tu prima dicevi, il mondo occidentale, bisogna veramente essere cauti nel definire il mondo occidentale e quant'altro. Tra l'altro c'è un libro fatto molto bene dai professori accademici, dove praticamente si intitola, non sto facendo insomma propaganda, ma che ho letto, è molto interessante, Occidente versus occidentalismo, come proprio l'Occidente come realtà storica geografica, che è antitetico all'occidentalismo assunto come ideologia, insomma, ed è molto interessante questo. Ma detto ciò, oggigiorno si parla appunto di cristianità, di radici cristiane. Attenzione però, perché nel 1517, quando Lutero fonda una nuova religione, perché di fatto fonda una nuova religione, si rompe quell'unità e quella Respubblica cristiana che era tanto insomma in voga e che ha dato alla nostra Europa frutti non soltanto spirituali ma anche culturali in ogni suo settore, che ancora oggi godiamo, di cui ancora oggi ci vantiamo. Quindi c'è da fare una scissione e approfondire bene questi due termini quando avviene la rottura della Christianitas. A Lepanto, per citare un esempio, non c'erano i protestanti, c'erano soltanto i cattolici, così come a Vienna, anzi i protestanti combattevano con gli ottomani, per dirvi, no? Quindi quando Lutero fonda questa nuova religione, fonda staccandosi dalla Chiesa cattolica, tralasciando il periodo di crisi della Chiesa cattolica, seppur con le giuste misure, il giusto peso che bisogna dare, io nel libro cerco di spiegarlo, allontanandosi e sganciandosi dall'istituzione ecclesiastica della Chiesa cattolica. È chiaro che questo influisce anche nella
nella società. Vi faccio un esempio molto banale. Durkheim, che è uno dei più grandi sociologi vissuto a cavallo tra 8 e 900, attraverso una sua ricerca molto importante e interessante, fa notare che nei paesi anglosassoni, nel nord Europa di fede protestante, i suicidi sono molto più, insomma il triplo rispetto a quelli dei paesi cattolici. Siamo tra 8 e 900. Questo perché? È molto importante questa cosa, perché nel momento in cui uno toglie quell'istituzione che era un punto di riferimento dalla parrocchia e quindi la Chiesa per la società, viene a mancare appunto una sorta di gerarchia nell'agire dei principi del bene comune, perché il protestantesimo cos'è di fatto? È una religione dove il fedele, che abbraccia appunto la sua fede, protestante appunto, è come se facesse, dicono anche i teologi, un salto nel vuoto, no? Senza alcuna gerarchia e senza tramite. E Lutero, insomma, questo fa con tutte anche le conseguenze politiche, militari ed economiche anche. C'è anche un altro bellissimo trattato di Max Weber, un importante storico, sociologo, dove praticamente fa coincidere la nascita del capitalismo, cioè dell'arricchimento sfrenato, a discapito anche dei valori etici, con la nascita del protestantesimo. Questo è molto interessante, si chiama proprio protestantesimo e nascita del capitalismo. Quindi insomma vediamo come, quando invece in realtà tutta la teologia patristica e scolastica, anche per quanto riguarda l'economia, ne fa appunto una raccolta di etica verso il prossimo, riprendendo poi le categorie che avevano usato i greci. Quindi su Lutero c'è da fare non soltanto un'indagine anche sulla sua sfera privata, perché se andiamo a analizzare la sua vocazione è avvenuta quasi per scommessa e scaramanzia, i suoi scritti razziali e razzisti nei confronti degli italiani. Ci sono scritti di Lutero proprio che offende tutti i paesi, gli stati all'epoca italiani, proprio come razza barbara, soggettati al dominio, scusate il termine, del porco di Roma. Riferimento alla... ci sono proprio, lo scrive lui tranquillamente nei suoi scritti. Quindi prima di assurgere agli altari degli eroi certi paladini della storia, inseguendo insomma a bandiere come la libertà religiosa, che non sto dicendo che ognuno ha il suo rispetto, una sua dignità, ed è giusto che sia così, ecco, però è chiaro che, voglio dire, prima di assurgere agli altari degli eroi certe persone bisogna anche studiarli bene, ecco, e Lutero era tutto fuorché insomma un santo come ce lo vogliono descrivere. Ecco, quindi per arrivare a delle conclusioni, quello che emerge è che quanto ci viene quotidianamente propagandato come il diritto di ognuno di essere egoista verso se stesso, di cercare il bene individuale di se stesso, che viene un po' travisato, che far del bene per se stesso, anche a costo di danneggiare la società o di danneggiare chiunque, non fa altro che renderci sempre più soli, sempre più in balia di grandi poteri che non si vedono e incapaci di reagire e di mantenere una propria identità a fronte di questi. E questo nasce appunto da questo soggettivismo che è stato alimentato e creato dallo stendardo, che possiamo quindi definire il nostro nemico. Ecco, per arrivare a una conclusione, Gianluca, come dobbiamo reagire a questo stendardo? Ma semplicemente la cosa è molto semplice, quello che io dico ai miei studenti, dico sempre, voi siete liberi di pensare, fare anche quello che vogliono sostanzialmente, io non sono lì, che non ho mai cercato, e questo forse anche perché c'è un motivo se i genitori, gli studenti nel corso degli anni mi salutano e mi scrivono ancora, perché nonostante comunque si sappia a Bassano e nel Bassanese che io faccio attività politica, non ho mai cercato di influenzare o raccontare le mie materie in maniera ideologica, anche perché sennò sarei già fuori. Se parliamoci chiaramente, basta poco, ecco, quindi voglio dire, sarei stato già fatto fuori, ecco. Per cui io dico sempre semplicemente ai miei studenti, sviluppate un vostro punto di vista critico, non bevetevi tutto quello che qualsiasi testo di storia, filosofia, arte, qualsiasi giornale cerca appunto di inculcarvi. Potete credere, potete fare, non bisogna neanche sfociare nell'esatto opposto, cioè di fare ribelle a priori a ogni cosa, assolutamente no, ma sviluppare il punto di vista, il vostro senso critico. Questo è importante, perché allora lì noi costruiremo uomini liberi, uomini forti, capaci di pensare, perché come hai detto tu, questi poteri forti è chiaro, quando controllano la mente e anche l'animo di una persona, l'uomo non è più libero, questo è chiaro.